Le forze infernali non vogliono che si celebri l'Eucaristia. Salve a tutti carissimi, come è noto le forze infernali hanno una grande avversione verso la celebrazione dell'Eucaristia, in particolare verso il Santissimo e Preziosissimo Sangue di nostro Signore Gesù Cristo. Il sangue di Cristo è il terrore dei demoni, infatti il nostro Signore ha proprio insegnato tutta una serie di coroncine al preziosissimo sangue, perché l'invocazione al preziosissimo sangue di Gesù Cristo, in particolare scenda su di noi, oh Gesù, il tuo sangue sopra di noi per fortificarci e sopra il demonio per abbatterlo, insomma. Questa è un'invocazione potentissima che rende sempre più debole il demonio e ci fortifica contro i suoi attacchi. Ebbene, questa avversione del demonio verso il sangue di Cristo si manifesta anche in tutta una serie di tentativi per gettare discredito, insomma, sui sacerdoti, sull'Eucaristia, far affermare la mentalità nella mentalità comune che non serve a niente andare a messa, che non serve a niente ricevere il Santissimo Sacramento. E quindi perché il demonio ha paura del corpo e del sangue di Cristo, in particolare è terrorizzato dal potere che ha su di lui il sangue di Cristo. In questo filmato si vede come un sacerdote venga disturbato durante la consacrazione del calice e gli venga impedito proprio fisicamente di celebrare questa consacrazione, però ecco, tutto si risolve per il meglio e il sacerdote, dopo un attimo così di disorientamento, di sbigottimento, in seguito a questo tentativo di impedirgli la consacrazione del calice, porta avanti questa consacrazione e tutto insomma finisce per il meglio, la Santa Messa prosegue nel migliore dei modi. Bene, vi lascio a questo filmato molto molto impressionante che fa riflettere, esortandovi a non allontanarvi mai dai sacramenti, chiaramente coloro che vi si possono accostare, ecco, come prescritto dal diritto canonico. Vi ringrazio tantissimo per avermi seguito fino qui, vi lascio a queste immagini molto forti e vi auguro una santa giornata. A presto, cari. Que caiga tu sangre. Te ato y te amordazo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te ato y te amordazo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, no se preocupe, no se preocupe. Tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía, adorando al Señor, adorando al Señor. Gloria, gloria a ti, Jesús. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, Señor. Vence, vence todo demonio, vence toda...